migliaio di imprenditori agricoli trevigiani domenica scorsa ha onorato la giornata del ringraziamento provinciale di Coldiretti, che si è svolta a Castelfranco Veneto. Non sono mancati i contenuti e le aspirazioni di un'organizzazione che si sta distinguendo per il valore dei progetti che mette sul tavolo, come spiega il presidente di Coldiretti Treviso, Fulvio Brunetta. Ogni anno noi alla fine dell'annata agraria a San Martino ci ritroviamo per fare un bilancio, ma anche per guardare avanti, perché i problemi sono tanti, però anche bisogna avere il coraggio di progettare e di dare delle soluzioni. Non è stata un'annata positiva per noi, come del resto tutto il sistema sente e paga uno scotto di crisi, però come Coldiretti abbiamo lanciato un progetto per l'agricoltura per tutto il Paese ed è quello della filiera agricola tutta italiana e firmata da noi agricoltori. Un forte riconoscimento di identità, di storia, di sapere e di cultura. Con Coldiretti Treviso anche il presidente provinciale Leonardo Muraro, che ha spronato i giovani a fare agricoltura. Nuovi imprenditori giovani si avvicinano all'agricoltura grazie anche alla collaborazione, tutto l'indirizzo del quanto sta realizzando la Coldiretti per dare la possibilità ai giovani di avvicinarsi all'agricoltura. Abbiamo bisogno di rafforzare sempre di più l'aspetto della promozione del nostro territorio, perché promuovere il territorio, promuovere i nostri prodotti significa promuovere nuove aziende nel settore dell'agricoltura che certificano e producono, e questo bisogna sempre ricordarlo, prodotti di qualità. Coldiretti che, ricordiamolo, con chilometro zero ha diminuito la filiera anche per quanto riguarda una economicità diretta dal produttore al consumatore. La giornata del ringraziamento nasce nel 1951 su idea di un trevigiano che è stato anche il primo consigliere ecclesiastico di Coldiretti Nazionale su disposizione di Papa Pio XII. Si tratta del Cardinal Pavan di Povegliano. Ancora oggi il primo articolo dello Statuto dell'Organizzazione Agricola recita l'appartenenza alla dottrina sociale della Chiesa. Sentiamo cosa ne pensa il consigliere regionale nonché allevatore Amedeo Gerolimetto. Il mondo del cattolicesimo vero e proprio ha sempre accompagnato a fianco lo sviluppo del comparto agricolo, perché l'imprenditore agricolo è un imprenditore che ha sempre un rapporto stretto con la terra, ha sempre avuto anche un grande rispetto per queste tradizioni e per queste abitudini e continua sempre a essere convinto di una cosa, che la terra è un qualche cosa che noi è stato dato in affidamento per certi aspetti, dobbiamo continuare a gestirla e a governarla e a rispettarla soprattutto e per consegnarla alle nostre future generazioni. A Castelfranco, nell'ambito della giornata del ringraziamento, si è svolto anche il tradizionale mercato di Campagna Amica con vendita diretta dei prodotti, ma è stato presentato anche un progetto di promozione della carne veneta, come racconta il vicepresidente di Coldiretti Treviso, Nazareno Gerolimetto. Abbiamo un progetto che si chiama, l'abbiamo così nominato, La carne di casa tua, bontà e qualità. Noi sosteniamo di avere uno dei prodotti migliori al mondo, con la produzione fatta con una filiera totalmente controllata dall'inizio, quindi dal ristallo del vitello fino alla carne al banco. Quindi siamo convinti di avere un prodotto di grande qualità e vogliamo valorizzarlo, e abbiamo con questo messo in piedi il progetto la cooperativa montegliana e la cooperativa castellana, e quindi diciamo un'area importante, forse la più importante dal punto di vista zootecnico della provincia di Treviso. Continua questa nostra avventura Fiera Cavalli ed incontriamo un'amica della natura, ovvero Tessa Gelisio. Allora, da pianeta mare, Tessa pianeta cavallo. Assolutamente, sono qua in fiera per vedere questi straordinari animali, per conoscerli ancora di più, una mia grande passione fin da piccola, per cui sono contentissima. Che idea ti stai facendo? Ma la fiera già la conoscevo, ero venuta come turista, tra virgolette. Oggi sono qua per lavoro, per cui insomma ho la possibilità di conoscere meglio questo mondo. Per esempio ora ho provato a fare il maniscalco con scarsi risultati, ma almeno ho conosciuto meglio questa antica arte. Noi abbiamo documentato ovviamente con le immagini.
Guardando alle tue future avventure, possiamo preannunciare qualche viaggio interessante? Guarda, sono in partenza per le Bahamas, non so se la cosa ti può fare invidia o meno, perché vado al calduccio, vado a conoscere i fondali di questo arcipelago, non ci sono mai stata, sono contenta, le puntate andranno in onda da gennaio di Pianeta Mare, sempre ovviamente, sotto e sopra l'acqua continuano le avventure. Allora, ci rivediamo a gennaio, grazie a Tessa Gelisio, grazie davvero, noi ci fermiamo qui, un pizzico di pubblicità e poi continua questa straordinaria avventura, lo diciamo anche noi da Pianeta Cavallo, a tra poco.